Un ampio, interessante e articolato dibattito si è svolto ieri in occasione dell'incontro organizzato da Confagricoltura Sicilia presso l'hotel La Torre a Mondello, coordinato da Rosario Marchese Ragona nella sua qualità di presidente di Confagricoltura Sicilia, sul tema della transazione dall'agricoltura siciliana, impresa e politica a confronto, diversi e tanti gli interventi, tra le istanze da un lato degli imprenditori e le risposte dall'altro della politica, tanti problemi dibattuti su tutta l'attuale crisi dovuta in particolare alla guerra tra Russia e Ucraina, che sta facendo lievitare in maniera spropositata i costi delle materie prime con gravissime ripercussioni nel mercato. La politica agricola dell'Unione Europea eccessivamente restrittiva nei confronti dei beni da produrre, fortemente criticata infatti la PAC, la politica portata avanti dall'AGEA, la mancanza di risorse idriche, la siccità, tra gli interventi istituzionali quelli del Presidente della Regione Musumeci, del dottor Dario Cartabellotta, dirigente dell'assessorato all'agricoltura, e le conclusioni fatte dal Presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti. Il messaggio che noi vogliamo lanciare è quello che l'agricoltura italiana è pronta a vincere le sfide che ci attendono. Per troppi anni ci è stato chiesto di non produrre, di pensare a fare altro e ci siamo accorti oggi piuttosto che le scelte politiche fatte in tanti anni hanno forse limitato la capacità produttiva italiana. Gli agricoltori italiani e siciliani invece siamo pronti a ripartire, siamo pronti a dare un contributo importante e forte in un momento drammatico come lo stiamo vivendo, ma soprattutto rilanciare e far sapere a tutti che l'agricoltura c'è, un sistema economico su cui l'Italia deve e può contare. Quindi noi ci siamo e siamo pronti a rispondere. Si discute sempre su queste linee politiche dell'Europa verso l'agricoltura, produrre ciò che loro indicano e non ciò che effettivamente serve. Ma produrre non è peccato, probabilmente forse qualcuno in Europa non si è accorto di ciò che stava accadendo. Mi auguro e spero che alcune posizioni possano essere riviste e finalmente tornare a parlare di autosufficienza alimentare del continente, di food security, rispetto ai grandi temi ambientali che sono sì importanti ma non prevalenti. In questo momento dobbiamo tornare a parlare di produzione, ce n'è bisogno e dobbiamo farlo. Dobbiamo ripensare gli indirizzi culturali, dobbiamo ripensare il nostro approccio con l'acqua, con questo prezioso liquido che purtroppo viene ancora largamente sprecato sia per l'uso potabile che per l'uso agricolo. Dobbiamo ripensare al nostro approccio con l'ambiente. Tutti questi temi saranno oggetto di valutazione al tavolo della PAC, della nuova politica agricola comunitaria, alla quale la Regione Siciliana sta dando il proprio apporto, i propri suggerimenti, senza dimenticare che la Sicilia è interessata ad uno stranissimo processo di cambiamento climatico che vede sempre più affermare il clima e le caratteristiche delle zone tropicali. Non tenerne conto anche in agricoltura sarebbe davvero un grande suicidio. Dopodiché abbiamo speso oltre 1 miliardo di euro in questi 4 anni per l'agricoltura, abbiamo dotato questo settore fondamentale per la nostra economia di tutti gli strumenti di pianificazione di cui aveva bisogno. C'è ancora tanto da fare, guardiamo al futuro con grande ottimismo. Dottore Cartabellotta, ecco, oggi un momento importante, Confagricoltura si è confrontata con la politica, un riassunto di ciò che è emerso oggi in questo dibattito, fatto anche dal suo pulpito. Ma dobbiamo dare atto che gli agricoltori vogliono continuare a investire. Dopo il Covid, ora la crisi, guerra ucraina, pone una riflessione, la riflessione che vanno già cambiate le regole in corsa per il nuovo piano di sviluppo rurale 2023-2027. Dare la possibilità di sostenere l'incremento di costo che stanno affrontando per gli investimenti in maniera tale che gli sforzi di questi 2 anni che hanno portato in Sicilia a investire quasi 1 miliardo di euro di fondi strutturali non vengano persi. Dobbiamo semplicemente continuare a investire su questa grande volontà degli agricoltori e degli imprenditori agricoli di realizzare investimenti in agricoltura. In un momento difficile dell'economia siciliana rispetto al quale c'è un mondo imprenditoriale che continua a investire
che in termini di grande competitività per riuscire a tenere un confronto con tutti gli altri mercati. Rispetto a questo una regione siciliana che deve riuscire a essere al passo con i tempi, a dare segnali di modernizzazione della macchina amministrativa regionale, in questo senso un lavoro che stiamo facendo insieme. Convegno veramente importante, soprattutto visti i tempi. Abbiamo visto l'incremento dei prezzi dell'energia per la produzione, l'incremento delle materie prime, quindi un dialogo tra l'agricoltura e il mondo della politica era veramente importante. Formare nuove figure professionali in questo campo in modo da dare sostegno alle aziende agricole e supportarli da un punto di vista di innovazione tecnologica e digitalizzazione. Il vostro settore è solo quello dell'agricoltura o spazia anche in altri codici Ateco? No, noi spaziamo su tutti i codici Ateco, infatti sono già clienti nostri aziende di costruzioni, di servizi, di logistica, tutti i settori del commercio, quindi spaziamo su tutti i settori produttivi della Sicilia.